no, è una quadratura. Allora, vediamo un attimo difficile. i messaggi, dopo torniamo un po' alle nostre ospiti, che so che voleva anche intervenire e dire qualcosa. Un attimo solo, vediamo se... Eccoli qua i messaggi. Allora, se la politica non vi dà contributi, nemmeno l'Europa, ma che ci stiamo a fare in Europa? Vabbè, qua entriamo nella politica, vediamo l'altro. Io più che biologico guardo in che paese è prodotto, a volte anche le zone, perché delle banane del Brasile biologiche sinceramente non so quanto fidarmi. Quello è un problema del Brasile, noi riproduciamo le banane, Esatto. se uno vuole non le mangia. Si doveva dire qualche cosa? No, si parlava prima del discorso di portare la gente in campagna a vedere. Educarla, anche per ricordare che il cibo, qualsiasi cibo, arriva dalla terra, non tra virgolette dal supermercato, ha sempre fatto un passaggio, e nasce dalla terra, per cui bisogna rispettarla e bisogna... Ma forse il passaggio della grande distribuzione della GDO, secondo me, è dettata anche dalla comodità. No, va benissimo la distribuzione, ma però fa un po'... allora, ecco, due esempi. Un esempio, io dicevo ai bambini, magari ai 2 anni, chi fa il latte? La tata. Perché loro vedevano che io prendevo, il latte classico, diciamo, prendevo il latte dal frigo e lo preparavo e glielo davo. E io sono rimasta così. No, il latte lo fa la mucca. Perché in città come Milano, Roma, chi abita in città non vede un animale, mai non sa, veramente. Adesso c'è la moda di portare i bambini nelle fattorie didattiche, per fortuna, però io sono rimasta scioccata. E poi dicevo, cavolo, non sa, io che nata in campagna, neanche io tra l'altro sono riuscita a trasmettere al bambino che il latte lo fa la mucca, perché magari non mi sono mai posta il problema, però era questa, il latte lo fa la tata, ho detto... sì, infatti ricostruire un rapporto che si è interrotto con la civilizzazione, chiamiamola così. Quindi... Che si è perso, adesso si sta lavorando parecchio, vedo anche noi, adesso come Donne in Campo abbiamo una scuola da far vedere i vari prodotti come vengono fatti, si spiega un po'. Ecco, voi siete Donne in Campo CIA, quindi che cosa vuol dire essere Donne in Campo CIA? Per me, a parte che a me questa associazione piace tantissimo. Cos'è che piace? Perché sono nata nell'azienda agricola, erano tutti uomini, 4 uomini, e tutte le realtà di Concadalbero, Corezzola sono tutti uomini con trattoroni, no? Seminativi e viti, finita lì. E anch'io quando ho iniziato a pensare che alternativa fare per continuare, ho messo in moto il cervello, voglio dire, noi Donne in Campo, sono tutte donne che dalla terra hanno trovato un altro sistema di guadagno, come lei, io, poi c'è chi ha il lavandetto, chi ha, come si chiama? Lo zafferano. Lo zafferano, abbiamo tirato fuori delle realtà che probabilmente tanti anni fa erano impossibili, per cui la donna in campo può ricavare qualcosa di interessante. Ci mettete la fantasia, la creatività. La fantasia e la creatività, e poi anche credo, per me no, perché io sono single e sono da sola, ma una donna in campo come lei, tutte le mie colleghe, oltre all'azienda hanno un marito, hanno figli, sistemare la casa, e io tanto di cappello le ammiro, perché facevo la tata, sì, ma privilegiata, guardavo solo i bambini, so la fatica per una famiglia, perché poi c'è tutto il contorno dietro, no? E per cui Donne in Campo, tanta roba, a me piace tantissimo. Vuol dire fare squadra. Gli uomini guidano il trattore, noi guidiamo la testa, adesso mi ammazzano. Ecco, infatti, non guidano solo il trattore, siamo giuste, però sicuramente la sfida al femminile è una sfida diversa, come è diversa in tutti gli altri lavori, peraltro, nel senso che anche chi non lavora in agricoltura. Che cosa ci ha messo lei in modo particolare? Cosa allora, io intanto appunto questa impronta ecologica che per me è fondamentale, per me non avrebbe senso coltivare in un'altra maniera, e l'impronta ecologica vuol dire appunto rispettare
tutti quelli che vivono su quel territorio, dagli organismi più piccoli agli animali più grandi, quindi ho avuto una volpe che mi ha fatto strage di 9 galline, e qui ci riferiamo ma ho anche ai detto messaggi li dovevo chiudere meglio, cioè è casa mia come è casa sua, io non posso andare in giro con la lupara a sparare a chi c'è lì perché mi disturba, non esiste. Devo cercare di coabitare con tutti e per questo nella mia azienda, oltre alle aiole, abbiamo piantato centinaia di metri di siepi che possano essere riparo per tutti i piccoli animali, dai ricci agli uccelli che ci trovano le bacche quando non è più stagione di trovare altre cose in giro. Abbiamo piantato dei boschetti perché nei boschetti si ricrea una biodiversità diversa. Proprio rigorosissimi. Io ho delle galline, ho un piccolo gruppo di galline e sono galline che hanno un pascolo e anche delle anatre, un pascolo molto ampio, l'accesso alle anatre hanno accesso all'acqua, abbiamo uova e sono libere, le ho abituate che di notte rientrano nei pollai perché appunto se girano roditori, può essere pericoloso. Volpi piuttosto che altri predatori, sono io che mi devo fare carico di proteggere quello che è mio. Certo. Turismo rurale possibile? Sì, io sto lavorando... Una sfida. Sì, cioè, già questo che sto realizzando un sogno, che tra l'altro mi viene in mente che io quando lo raccontavo la gente mi guardava così, ma questa non c'è, va bene. Comunque un altro dei miei sogni è Corezzola, è bellissima, cioè proprio, sarà che io sono tornata, prima non mi piaceva, ora la vedo con un occhio diverso, bellissima, e portare i turisti a Corezzola perché siamo una tratta da Montegrotto, Abano a Venezia, puoi farla in bicicletta, abbiamo le bonifiche, abbiamo le corti benedettine. Quindi questa è la prossima sfida, insomma, turismo. No, lo sto già facendo, ci sto già lavorando attiva. e col comune di Corezzola il sindaco è propenso a tutto, lo sto già facendo e ci si aiuta. Bellissimo. Sì. E allora Valentina, Carla, grazie della vostra presenza, del vostro suggerimento, del vostro entusiasmo che avete trasmesso, di tante idee che possono nascere, possono esplodere, diventare realtà, basta crederci fortemente, come ha detto, cioè non esistono ostacoli. E grazie naturalmente a Donne in Campo della CIA Padova e a voi di averci seguito, ci vediamo domani.